Dottor Paolo Iacolino, dirigente scolastico per la provincia di Padova. La scuola è finita, però molti alunni devono affrontare gli esami. Eh sì, questo è un momento particolare, in questo momento i consigli di classe sono riuniti per il delicato lavoro degli scrutini e poi avremo con l'inizio della settimana prossima l'avvio degli esami di Stato sia del primo grado che del secondo grado. Ecco, quanti sono gli studenti più o meno, se si può fare una quantificazione, che devono affrontare queste prove? Allora, al momento gli iscritti agli esami sono circa poco più di 8.500 per quanto riguarda il primo grado e 6.600 per quanto riguarda il secondo grado. Ecco, che prove dovranno affrontare? Allora, nel primo grado avranno gli compiti scritti che la loro commissione, che è costituita dai loro insegnanti più un presidente esterno, quindi avranno questi 3 elaborati scritti e le 2 prove a carattere nazionale, cosiddette prove invalsi. Sono prove uniche a livello nazionale e tutte uguali, quindi per tutti. Mentre per quanto riguarda il secondo grado, che non è cambiato nulla rispetto all'anno scorso, le prove saranno 2 prove scritte a carattere nazionale, quindi uguali in tutta Italia, che saranno mercoledì e giovedì della settimana prossima, e poi ci sarà la terza prova, si chiama proprio così, che invece ha carattere locale, preparata dalla Commissione. Che consigli possiamo dare a questi studenti che in queste settimane, in questi giorni, stanno effettuando gli ultimi ripassi? Il consiglio è sempre quello di pazientare, avere calma, avere tranquillità, perché tanto l'esame è solo la parte finale di un grande percorso che uno ha fatto. Chi esaminerà è quasi sempre docente dell'anno o comunque è lì vicino ad un altro commissario esterno. Quindi con molta calma e con molta naturalezza, non pensare di fare le cose da furbi o da furbetti che non serve a nessuno. Vivere questo momento perché è proprio un forte momento di cambio diciamo anche di vita.